Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Ancora dispersa la bimba migrante di 15 mesi inghiottita dal mare, intanto proseguono incessanti gli sbarchi e i salvataggi da Lampedusa alle acque maltesi. Serve una Mare Nostrum europea. Da Caltanissetta la segretaria del PD Schlein invoca vie legali e sicure per l'accesso dei migranti a tutti i paesi dell'Unione. Palermo violento, è morto al Policlinico un gambiano ferito con una coltellata al torace. Al Civico un uomo va in escandescenza e frantuma una vetrata del pronto soccorso. Nuovi aiuti per la lotta agli incendi, mentre la Sicilia si appresta a vivere un'altra estate in emergenza siccità. Schifani consegna gli attestati ai nuovi volontari della Protezione Civile e dichiara: abbiamo bisogno di loro. Weekend primaverile in Sicilia per i tanti turisti che scelgono l'isola per le vacanze, temperature in salita con una breve pausa a metà settimana. Pasqua potrebbe essere baciata dal sole. Al via le giornate FAI di primavera, beni culturali e monumenti aperti anche in Sicilia. Andremo ad Agrigento, capitale della cultura 2025, alla riscoperta del Giardino della Colimbetra, paradiso terrestre della Valle dei Templi. E poi il calcio, sconfitta casalinga per il Messina superato dal Foggia con il punteggio di 3-0. Il Catania domani a Torre del Greco per la sfida decisiva. Dunque giornata di sbarchi e di tragedie nel mare Mediterraneo, da Lampedusa fino alle acque maltesi, salvataggi e dispersi. È solo l'inizio di una stagione di arrivi che si preannuncia difficile. Maglio Viola. Sbarchi senza sosta a partire dalla mezzanotte a Lampedusa, migliorano le condizioni del mare e riprendono gli arrivi, accompagnati come sempre dalle tragedie. Bambini dispersi, donne incinta salvate, interventi in acque italiane ma anche in acque SAR maltesi delle ONG che poi consegnano però tutti all'Italia. Una bambina di appena 15 mesi risulta dispersa in mare dalla scorsa notte. L'imbarcazione sulla quale si trovava si è ribaltata durante le operazioni di soccorso da parte della nave della ONG Marego. La tragedia si è consumata appunto in acque maltesi, ma i 44 salvati sono stati trasbordati su una motovedetta italiana che li ha sbarcati a Lampedusa. Fra questi anche la mamma della bambina dispersa, che è assistita da un team di psicologi della Croce Rossa. In acque italiane invece l'operazione di salvataggio della ONG Maria Ionio insieme alla Guardia Costiera, che ha permesso di salvare 59 persone, fra cui 2 donne incinte. Sono 2 le rotte verso Lampedusa e si distinguono per la tipologia delle imbarcazioni precarie utilizzate: barchi in ferro da 7 metri per chi parte dalla Tunisia, barchi in resina o in legno anche da 12 metri per chi parte dalla Libia. La sola giornata di oggi, con decine di sbarchi e diverse centinaia di arrivi, è bastata a riempire il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola sull'isola di Lampedusa. Intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice soddisfatta dei risultati del Consiglio europeo, che ha trattato proprio il tema delle migrazioni. Il Consiglio, ha detto la Presidente, saluta positivamente l'iniziativa in Egitto. Viene inserito il riferimento all'alleanza globale contro i trafficanti. Per i migranti serve una Mare Nostrum europea, una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo organizzata da Bruxelles. Da Caltanissetta la segretaria del PD Schlein invoca vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi dell'Unione. Emanuela Corsi. Serve una Mare Nostrum europea, una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo fatta dall'UE con l'aiuto di tutti i governi. Servono vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi dell'Europa. Il segretario DEM Elly Schlein da Caltanissetta torna a parlare del tema dei migranti e sui provvedimenti adottati dal governo Meloni. Le persone che arrivano in Italia hanno dei diritti, ma non c'è giustizia se vengono bloccate solo perché il nostro è il primo paese europeo dove riescono a mettere piede, ha proseguito il segretario Dem, che ha partecipato alla conferenza programmatica del PD siciliano. Tra i temi affrontati anche l'autonomia differenziata, una riforma che secondo la Schlein non prova nemmeno a nascondere il vecchio disegno secessionista della Lega, perché non hanno messo neanche €1 in più. Non è giusto che chi nasce in questa isola, ha detto la segretaria del Partito Democratico riferendosi alla Sicilia, abbia 1 anno e 4 mesi di aspettativa di vita in meno rispetto a chi nasce al nord. Non è questa l'unità nazionale di cui parla la nostra Costituzione.
Muore un gambiano ferito qualche giorno prima con una coltellata al torace, oscuro il movente. Al civico un uomo va in escandescenza e frantuma una vetrata del pronto soccorso. Adelaide Barbagallo. Una lite finita male, un regolamento di conti per un debito non pagato. Al momento non si sa cosa sia realmente successo. L'unica certezza è che un giovane gambiano, Kitim Cesai, questo è il suo nome, è andato in ospedale per una coltellata presa all'altezza del torace ed è morto dopo 2 settimane al Policlinico di Palermo. Si indaga per omicidio. L'episodio ci riporta ancora una volta a una città violenta. L'aggressione sarebbe avvenuta tra i quartieri Albergheria e Ballarò, teatro di frequenti fatti di sangue. Qualcuno avrebbe di proposito investito il giovane e poi lo avrebbe accoltellato. Racconti nebulosi di chi ha visto e non vuole esporsi e che rendono ancora più difficile il lavoro degli investigatori. Anche il gambiano non ha voluto fornire spiegazioni quando si è recato in ospedale con quella brutta ferita al torace. Nessuna collaborazione da parte sua. Se in città risse, sparatorie e accoltellamenti si susseguono, non va meglio negli ospedali dove i sanitari continuano ad essere bersaglio di gente esagitata e talvolta di criminali. L'ultimo episodio di violenza al Buccheri La Ferla, dove un palermitano di 37 anni ha inveito con urla e minacce contro il personale sanitario per poi dare una testata alla porta dell'area di emergenza danneggiandola. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma in pronto soccorso e denunciare il giovane per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. E la polizia di Catania ha arrestato in flagranza un 26enne originario del Gambia, sorpreso nella notte mentre si aggirava all'interno dell'ospedale Cannizzaro con dosi di marijuana pronte per lo spaccio. L'uomo è stato preso dopo un lungo inseguimento a piedi. E cambiamo argomento, campagna antincendio. Schifani consegna attestati a nuovi volontari di protezione civile. Saranno un aiuto in più per la lotta agli incendi in vista della prossima stagione estiva. Francesco Triolo. Siccità e rischio incendi camminano di pari passo, per questo proprio nell'anno in cui il Presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato lo stato di emergenza approvando un piano di razionamento dell'acqua che coinvolge 150 comuni compreso Catania, oltre che nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, la consegna degli attestati ai 532 volontari che hanno completato i corsi di specializzazione nell'attività di antincendio boschivo questa mattina all'Università Core di Enna rappresenta un'arma in più in vista della prossima stagione estiva. Siamo venuti qui proprio per ringraziarli per quello che faranno, per il corso che hanno sostenuto e per l'aiuto che porranno in essere nei confronti di un sistema che è cambiato, quello degli incendi, quello della siccità. Abbiamo bisogno di queste persone che ce la mettono tutta, lo fanno con disinteresse, questo è il popolo siciliano. L'obiettivo del periodo di formazione è stato quello di fornire ai volontari gli strumenti necessari per gestire il fuoco e spegnere focolai di vegetazione in modo adeguato. È un grande coinvolgimento del mondo del volontariato che ha assunto oggi un ruolo importante che è stato anche riconosciuto dalla legge regionale dell'anno scorso che riconosce appunto il ruolo del volontariato a supporto dello spegnimento. È una legge innovativa che mancava nella regione siciliana e finalmente dà pari dignità ai nostri volontari, alla protezione civile in tutte queste attività. E proprio per rafforzare la prevenzione l'avvio della campagna antincendio è stata anticipata al 15 maggio. Questo perché è sotto gli occhi di tutti, il cambiamento climatico è sicuramente la prima causa, le condizioni di siccità non agevolano sicuramente la prossima campagna antincendio, però abbiamo tanta forza da parte della Regione. Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sull'autostrada A18, la Messina-Catania, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre in direzione di Catania. Era a bordo di un Audi A4 guidata dalla madre che per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guardrail. E voltiamo pagina, la Sicilia fa il pieno di turisti in vista delle vacanze di Pasqua. Catania prima meta italiana preferita a fine mese dai vacanzieri, tra le predilette anche Palermo e Taormina. Nell'isola adesso si concentra un turismo di qualità ed élite. Marco Gullà.
Tutti pazzi per la Sicilia, l'isola è tra le mete predilette da italiani e stranieri per le vacanze di Pasqua. Catania, Palermo, Taormina, Agrigento, arte, cultura e cibo sano, la combo perfetta per una vacanza da sogno. Tra le mete italiane spicca Catania, che è la terza città più ricercata dai viaggiatori tedeschi, la quinta per gli olandesi, la sesta per i francesi, l'ottava per i britannici, la nona per gli spagnoli e la decima per i portoghesi. Anche Palermo è tra le città più ricercate. Un fiume di turisti invade in questi giorni il capoluogo in vista anche delle vacanze di Pasqua. È una bellissima città, sì, diciamo che me l'aspettavo forse meno bella. Abbiamo scelto la Sicilia perché per festeggiare la nostra amica che compie gli anni e allora volevamo un posto incantevole come Palermo. Da turismo cosiddetto di massa a quello d'élite in Sicilia adesso si ricerca la qualità. Molti stranieri scelgono l'isola. Devo dire un buon flusso di turismo estero che ha scelto Sicilia per queste vacanze di Pasqua, un turismo prevalentemente europeo in questa prima fase di una stagione che si presenta sicuramente con numeri interessanti. Veniamo da un 2023 importante, il 2024 sarà certamente dai previsionali che registriamo sulla stessa falsariga. Di élite no, è un turismo delle persone che comunque si documentano prima di venire, sono delle persone che hanno magari un minimo studiato, sanno già cosa vogliono andare a vedere. E allora alla chiusura non possiamo che farla fare a questo turista giapponese che dice Palermo è una città meravigliosa. Palermo is very beautiful city. Visit Jakarta is very very beautiful. I like Palermo. It's okay? E la primavera è arrivata e i siciliani ne approfittano per fare passeggiate o gite fuori porta. Nel weekend della Domenica delle Palme tanti turisti nelle città baciate dal sole. Temperature in salita con una breve pausa a metà settimana. Francesco Aloi. Primavera significa anche passeggiate in bici. Sì, finalmente una passeggiata in bici dopo tanto tempo. Ci sono bellissime giornate. È veramente un piacere farsi una passeggiata in riva al mare. C'è chi ha già fatto il primo bagno e chi forse lo farà domani. La primavera è arrivata e le temperature iniziano a salire. Si spera nella bella stagione, così cerchiamo di svagarci un pochettino anche i pensieri che abbiamo. Questione di qualche giorno penso e poi ci lanceremo tutti a mollo. Nelle ore di punta a Catania ha superato i 20 gradi. Il weekend che precede la settimana santa in Sicilia sa quasi di anticipo d'estate. Le temperature di questi giorni hanno superato di gran lunga i 20 gradi centigradi, anche 25 gradi nelle zone interne della regione. E le condizioni meteo fanno sempre la differenza. Sole, mare e storia sono il mix vincente per la Sicilia. Le città d'arte invase da migliaia di turisti. Tanti gli stranieri, ma c'è anche chi la Domenica delle Palme la passa vicino a casa. Gita fuori porta o vacanza, il meteo è dalla nostra parte. La prossima settimana però potrebbe esserci un po' di pioggia. Una perturbazione dall'Atlantico interesserà anche la Sicilia e porterà un calo termico, soprattutto mercoledì, ma da giovedì sembra riprendere vigore l'alta pressione, l'anticiclone sembra poter resistere anche per il periodo pasquale. Al via le giornate FAI di primavera, i giardini della Colimbetra, luogo simbolo tra natura e storia, anche gli studenti agrigentini, beni culturali e monumenti aperti anche in Sicilia. Davide Sarto. Conoscere e apprezzare, proteggere e tutelare, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico italiano e tramandarlo alle future generazioni. Da 32 anni le giornate di primavera del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, sono testimonianza di ciò. È un'occasione preziosa e utile per scoprire un'Italia meno nota, luoghi difficilmente accessibili, dalle città ai borghi, dai monumenti ai paesaggi e ai luoghi insoliti e originali. Il tutto da raccontare coinvolgendo i visitatori. Tra oggi e domani sono una 60ina i siti da esplorare in Sicilia e tra di essi vi è un paradiso terrestre, il Giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi, luogo scelto dal FAI per festeggiare il traguardo di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e dove ci siamo recati al mattino di oggi. Significa molto questa giornata anche perché è un'occasione per riuscire anche a conoscere questo magnifico giardino che è stato anche riportato grazie a FAI, questa associazione che ci ha aiutato, anche perché prima qua c'erano molti rifiuti e discarica che adesso possiamo vedere
vedere che è un bellissimo giardino, molto fiorito e soprattutto pieno di agrumi e frutti. Non sono mai venuta qui, o meglio, sono sempre stata ai templi, ma non mai al giardino della Colimbetra. Inoltre è molto bello, comunque è molto significativo, visto tutto l'amore che gli hanno messo nel rifarlo. Grazie a Giornate Fai di Primavera noi riusciamo a fare raccolta fondi. Ricordiamo che il Fondo per l'Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro e che quindi riesce a mantenere, a restaurare luoghi come il Giardino della Colimbetra. Un angolo di paradiso dove olivi secolari vegliano i giorni e le notti tra i frutti, come gli agrumi che inondano la valle coi loro profumi. A Palermo svelata nella chiesa di San Domenico la tomba di Tomasi di Lampedusa, il padre del Gattopardo, entra nel Pantheon dei siciliani illustri accanto a Verga, Pirandello, Sciascia e Falcone. Simona Mazzone. Con lo svelamento della tomba di Tomasi di Lampedusa, le cui spoglie sono state trasferite dal cimitero dei Cappuccini alla chiesa di San Domenico, si arricchisce di storia e si inebria di cultura il Pantheon degli illustri di Sicilia. È stato padre Sergio Catalano, rettore della chiesa di San Domenico, a presentare istanza per chiedere di accogliere le spoglie dello scrittore, recepita dalla regione. Portare qui Giuseppe Tomasi di Lampedusa e ricordare che non possiamo non essere dalla parte della formazione, dell'educazione e anche perché no, delle cose belle scritte a servizio di tutti. Pareri positivi anche da Soprintendenza, Curia Arcivescovile e dal Comune di Palermo, con un'ordinanza firmata dal sindaco Lagalla. Una giornata importante per Palermo perché recupera non solo la dimensione di una memoria storica, offre un riconoscimento al valore anche didascalico e sociale della letteratura. Giuseppe Tomasi di Lampedusa è considerato uno dei massimi scrittori siciliani che come Verga, Pirandello e Sciascia fa parte della cultura nazionale e mondiale per il suo talento indiscusso che ha raggiunto l'apice nel suo capolavoro Il Gattopardo. L'inserimento di Giuseppe Tomasi negli illustri di Sicilia, nel Pantheon degli illustri di Sicilia, è una cosa doverosa e bellissima. La sepoltura di Tomasi di Lampedusa si aggiunge alle altre di letterati, politici, artisti che si trovano nel Pantheon, da Giovanni Meli, primo siciliano illustre a riposare a San Domenico, fino a Giovanni Falcone. Dal 2021 riposano lì anche le spoglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo morto in un incidente aereo avvenuto in Etiopia. In scena al Teatro Musco di Catania i due falsari con Toti e Totino che ritornano con una commedia divertente diretta da Giampaolo Romania, tratta liberamente dal film La banda degli onesti. Vediamo. Torna in scena dopo il successo la scorsa stagione della Cena dei Cretini la coppia Toti e Totino in questi giorni al Teatro Musco di Catania con I due falsari, nuova divertentissima commedia diretta da Giampaolo Romania. Non deludono le aspettative del pubblico, risate assicurate in un'opera teatrale ispirata al celebre film La banda degli onesti. In una commedia dove ci siamo noi e il testo è un classico della comicità italiana, ci si può aspettare di tutto. Ma sono falsari onesti o no? Ma allora, il caso li fa diventare falsari, ma sono tre buoni proprio che non hanno... non spoileriamo, comunque sono buoni. La storia narra le vicende di una piccola banda di onesti cittadini che cerca di redimere la propria condizione sociale nel buffo tentativo di superare gli ostacoli di una vita trascorsa tra la rettitudine morale e i sani principi. Una commedia esilarante, tra battute e scherzi degli attori anche in scena. I momenti esilaranti sono due, i più importanti. Il primo è la commedia per il pubblico, però poi c'è un momento nel quale la commedia noi ce la facciamo per noi e quindi lì c'è il nostro divertimento che può capitare fra noi colleghi, uno scherzetto, un qualcosa, un quid. Assieme a Toti e Totino un ottimo cast con Giuseppe Balsamo, Gianluca Barbagallo, Alfio Belfiore, Maria Chiara Pappalardo, Loredana Scalia e Viviana Toscano. I due falsari saranno in scena nel fine settimana e ancora dal 5 al 7 aprile al Teatro Musco di Catania. Chi dei due sarebbe più capace di spacciare una moneta falsa? Io.
Vabbè, ma pure io. Bisogna vedere, attenzione, perché oggi come oggi non credo che sia molto semplice spacciare, però a livello di scherzo, così come abbiamo fatto lì. Lui di carattere è pure spacciato, per cui c'ha questo. Che ecco, quindi posso spacciare più facilmente. Perché è spacciato. Esatto. E adesso una pausa, ci ritroviamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, sconfitta casalinga per il Messina superato dal Foggia con il punteggio di 3-0. Sergio Colosi. Dal sogno dei play-off con 6.895 paganti alla realtà di una salvezza ancora da conquistare. Il risveglio del Messina è traumatico sotto i colpi di un Foggia in forma, ma graziato sullo 0-0 dall'errore di testa di Emmausso e salvato dalle parate del suo portiere Perina, che in un primo tempo dominato dai padroni di casa e difficile per i colori rossoneri, è stato chiamato con successo agli straordinari sulle conclusioni dello stesso Emmausso, di Zunno per 2 volte e di Franco. Tra un'occasione e l'altra per il Messina, il primo blitz del Foggia in area peloritana vale il vantaggio con Millico che inventa per Gagliano, bravo a superare Fumagalli. Nella ripresa ci si aspetta una nuova reazione dei giallorossi, che invece non ripetono la prestazione della prima frazione, perché dopo appena 8 minuti rimangono in 10 per la doppia ammonizione a manetta. In vantaggio di un uomo e di un gol, i pugliesi dominano la scena e Tascone al 12° raddoppia sull'errore in disimpegno del rientrante Pacciardi. Per il Messina è notte fonda. Al minuto 36 Luongo di Napoli sventola un altro rosso, sempre per doppia ammonizione a Frisenna, che protesta oltre misura e lascia i compagni in 9. Nel secondo dei 3 minuti di recupero, Millico, migliore in campo insieme a Perina, segna il 3-0 con una conclusione sotto la traversa, rendendo sempre più amaro il 42° compleanno di Fumagalli. E nella settimana più difficile dopo la guerriglia di Padova, in una stagione già complicata dal punto di vista dei risultati, il Catania domani gioca a Torre del Greco. Bisogna evitare la sconfitta per non essere risucchiati nella zona calda della classifica. Marco Carli. Mentre le indagini della Digos di Padova e Catania proseguono, sono attesi altri provvedimenti giudiziari. Da martedì scorso, dopo la guerriglia dell'Euganeo, non deve essere stata impresa facile per Michele Zeoli fare in modo che il Catania restasse concentrato sul campo. Oltre ad analizzare le difficoltà del primo tempo con il Padova, ha dovuto isolare il gruppo da tutto ciò che succedeva intorno. L'ha fatto anche la società, attraverso la nota diramata e non solo, condannando la violenza anche di fronte ad una finale a porte chiuse, ad un'altra partita di campionato, quella col Giuliano, probabilmente senza tifosi, attesa la decisione del prefetto in tal senso, ad una trasferta come quella di Torre del Greco, l'ennesima senza supporter. C'è tanta amarezza e per quanto riguarda noi come squadra abbiamo vissuto fino a mercoledì tutta questa situazione, ma da giovedì ci siamo rimessi con la testa alla partita di domani. Meglio pensare al campo, anche perché quello della Turris è uno scoglio importante. Se superato potrà consentire al Catania di guardare verso la seconda fase del torneo con spirito diverso. Zeoli non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara di Padova. Welbeck in avvio, forse anche Di Carmine. Mancheranno Sturaro, problema muscolare per lui, e ancora Teio. Affaticamento per Monaco. I problemi maggiori comunque sono a centrocampo. Questa squadra non ha un play. Dici, c'è qualcuno che lo può fare? Io direi di sì. Lo provi? No, perché non lo posso provare adesso, perché può darsi che neanche giocherei questo modulo. Se uno in questo momento io devo pensare solo e soltanto a fare punti. Turris Catania sarà seguita in diretta da Telecolor, 3 ore live, con collegamenti dallo stadio, commenti da studio e le interviste finali. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.